Altro che fine del lockdown, le misure sul distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti restano confermate anche dopo il 4 maggio. In poche parole, per muoversi servirà ancora l'autocertificazione ed è verosimile che ne uscirà una nuova aggiornata. Gli spostamenti rimarranno consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute. Una delle poche novità importanti è che si potrà uscire di casa pur rimanendo all'interno della propria regione, anche per incontrare i congiunti. Significa che si può andare a trovare la suocera o gli zii, meglio ancora fratelli, sorelle e nipoti. Oltre che ai propri parenti si potrà far visita anche a fidanzati e fidanzate, purché si tratta di affetti stabili, perché una sentenza della Cassazione iscrive nel perimetro dei congiunti anche coloro che si trovano in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela. Altra novità importante riguarda i parchi pubblici che saranno riaperti. Tuttavia all'interno di giardini e ville comunali bisognerà rispettare la distanza interpersonale di 1 metro e i sindaci potranno però disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile osservare il distanziamento sociale. Restano chiuse le aree attrezzate per i giochi dei bambini. Un'altra concessione riguarda le attività sportive e motorie che dal 4 maggio saranno consentite a livello individuale anche lontano dalla propria abitazione, ma con l'obbligo per chi fa jogging di mantenere la distanza di 2 metri. Alle persone che erano rimaste bloccate all'inizio della quarantena sarà inoltre permesso di rientrare al proprio domicilio o residenza. Dal nuovo decreto sparisce anche il divieto di spostamento in abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, a patto di non uscire dalla propria regione. Per quanto riguarda la levata di scudi della Conferenza Episcopale Italiana, che in una nota aveva scritto: non possiamo accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto, la fede deve potersi nutrire della vita sacramentale, Papa Francesco prega affinché Dio conceda la grazia di riuscire a rispettare le regole imposte. In questo tempo nel quale si incomincia avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni.